adesso il nostro Farcini e a lui l'onore di dare questo annuncio. Allora, la grande Pantagana. Allora, le tavoline, dunque qui ho un bellissimo e vengono fatte delle monete a forza di animali. Quindi le vedremo arrivare alla prua perché io della parte davanti dell'imbarcazione potremo ammirare del Carnevale 2018 anche una cavallina con la testa, abbiamo quasi tutti, abbiamo la cincola e beh, ci siamo quasi tutti, anche perché tra poco procederemo alla premiazione delle nostre regattanti. Della voga, che hanno il gusto e il piacere del gioco veramente espresso alla massima potenza, perché uniscono quella che è una loro passione, un loro divertimento e lo declinano alla forma del... E il tutto assolutamente all'impatto zero, perché tutte le imbarcazioni che si vedono nel nostro museo sono a lei. Quanti sono quest'anno i nostri partecipanti? Allora abbiamo più di nazionali con 700 vogatori dell'imbarcazione. È qualcosa che ti chiara quanto venezianità oggi è una televisione. Queste sono le associazioni leviere di tutta la città, ma non sono anche è una persona che attrae da fuori. Abbiamo visto l'esempio prima della nostra australiana adottata che si è dov'è la Genia? Dove sei atterrata in quella della laguna? Quindi diciamo la forza, la bellezza di queste imbarcazioni e l'attrattiva che hanno sulle emozioni, sulla gente che arriva qua e che vede questa magia. Ci sarà la sua benedizione tra una levata e l'altra, una vocata e l'altra. Le carcerate della Riviera di Jesolo, eccoli! C'è un cartello al Sanremo, venite, buongiorno signora. Anche se è vero che il carnevale non scherzo male, ma questa meravigliosa gondola misteriosa, chi ci sarà a bordo di questa misteriosa gondola, mentre oggi la prima navata della seconda parte di lavorazione e ora abbiamo un altro Casanova alla ricerca di una scuola questa
andare. Grazie Pantagana, anche quest'anno ci hai donato il tuo ripieno colorato. E salutiamo anche la nostra piazza con l'imbarcazione con la musica dell'Orchestra Popolare Veneziana sul palcoscenico. Vediamo sfilare ancora le imbarcazioni ed eccola, il nostro cigno, la nostra Carolina col cigno. E ancora dame e Messico va quest'anno. Abbiamo essere la figlia di Pancio Villa che è passato lì. I leopardi su questa barca che sta passando adesso sotto di noi. Ci sono delle paratie mobili che stanno arrivando, le vedo delle paratie mobili che remano, non ho mai visto delle paratie mobili. C'è questo affinamento tra Piero e Lina. Allora, dove è finita il nostro angelo? Elisa, la nostra maschile Pantagana e femmine sul caso di portarsi qui sul palco che faremo la premiazione. Allora, a esaltare questo momento, perché qui stiamo facendo la storia. Un grande significato, va bene? Queste donne oggi hanno votato un'imbarcazione mai aveva osato salirci. Noi oggi abbiamo promosso quello che da 3 anni personalmente la veneziana e la moda turistica, quindi attraverso loro, attraverso la loro prestazione, a voi qualcosa della legata storica, dove anche le donne hanno un grande ruolo, vedremo la categoria alla prima domenica di settembre al più grande evento della moda dell'anno. La regata storica, mi raccomando, ci parlo, va bene? Viva le donne! E abbiamo pronte premiazioni, signori, abbiamo pronte premiazioni. Decima classificata, andiamo. Allora, decima classificata, Zanella Valli e Sara Valli. Mattia e Jacopo Codolli, consegnano il giusto della nostra assessora. Applauso! Vogliamo un applauso anche Vedere alti sul gondolino di Fabio Del Grando. Gloria, conclusione Ottava posizione per Luisella Mazzi e Cristiano. Quarto posto, e quindi alla bandiera per Elisa Costantini ed Elena Costantini.